Tra il mare e la laguna esiste un ambiente quasi sconosciuto, costituito da spiagge, dune, specchi d'acqua poco profondi, che si presenta tuttora con notevoli caratteri di naturalità. È un ambiente in continua evoluzione che l'uomo sta oggi tentando in parte di consolidare per evitare che le naturali tendenze erosive prevalenti modifichino l'assetto attuale delle coste. Da quando la laguna si formò, dopo la fine dell'ultima glaciazione, tutta l'area tra la foce del tagliamento e quella dell'Isonzo fu caratterizzata da notevoli mutamenti, dipendenti in gran parte dall'azione delle correnti costiere e dal loro trasporto di sedimenti in sospensione provenienti dai fiumi. Questo eterno lavorio continua ancora oggi. Il moto ondoso, durante il periodo estivo, apporta materiale alle spiagge e la sabbia, una volta emersa, viene trasportata dai venti e consolidata dalla vegetazione pioniera che tende a fissarla in formazioni dunose. Sono proprio le dune la principale difesa naturale della laguna verso il mare, nei tratti di costa bassa non alterati dall'azione dell'uomo. Nella regione Friuli-Venezia Giulia l'ambiente di duna si estende in particolare tra l'Isonzo e il tagliamento a costituire i cosiddetti cordoni litoranei che separano la laguna di Grado e Marano dal mare Adriatico. Di questo particolare ambiente naturale, che comprende l'intera costa bassa della regione, il Banco d'Orio e le isole di Sant'Andrea e Martignano sono le zone più interessanti e ben conservate. Anche la penisola di Lignano è costituita da una serie di cordoni dunosi, oggi in buona parte irriconoscibili dopo l'urbanizzazione turistica. Grado stessa è costruita su un cordone litoraneo situato nei pressi dell'antica foce dell'Isonzo. In particolare, la migrazione spontanea della foce di questo fiume verso oriente ha provocato la diminuzione del ripascimento naturale delle spiagge nell'area gradese e il conseguente arretramento della linea di costa. Il litorale della Valle Cavanata risente in modo particolare del fenomeno erosivo che si nota osservando la ristrettezza della spiaggia e la presenza di vecchie costruzioni abbandonate, ormai lontane dalla riva, verso il mare. Altrove il processo inverso, cioè la sedimentazione, porta alla nascita di banchi che, una volta emersi in modo stabile, vengono colonizzati da flora e fauna. Nell'ambiente ove esistono solo pochi ciuffi di cachile e di agropiron si insediano le colonie di fraticelli, specie di rondini di mare che nidificano pressoché unicamente lungo i litorali sabbiosi più indisturbati. Le colonie di quest'uccello, con i continui mutamenti della località di riproduzione, rivelano un notevole adattamento a quest'ambiente mobile ed effimero. Dopo aver svernato in Africa, i fraticelli tornano a riprodursi sui banchi esterni delle lagune insieme ai fratini, piccoli uccelli linicoli con cui costituiscono le uniche entità avifaunistiche nidificanti in questi particolari e nuovissimi ambienti. La presenza massiccia di bagnanti spesso vanifica il buon esito della riproduzione di queste specie, impedendo la cova e l'alimentazione dei piccoli. Sui banchi sabbiosi più interni, separati dai primi da bracci di mare, la vegetazione e la fauna si fanno più varie e spesso si rileva la presenza di arbusti e alberi. Sulle dune dell'isola di Martignano, ad esempio, sono state scoperte specie molto rare ed estremamente localizzate nella regione. In queste zone si riproduce in grandi colonie il gabbiano reale, che viene favorito dall'uomo attraverso l'offerta involontaria di cibo nelle purtroppo numerose discariche di rifiuti della pianura e del litorale. Grandi assembramenti di questi volatili sono presenti soprattutto sulle velme lagunari, quelle particolari superfici fangose lasciate allo scoperto dalla bassa marea. La marea, con il suo fluire e rifluire, mantiene aperte le bocche di porto che costituiscono gli ingressi della laguna. Attraverso queste aperture si accede all'ambiente delle valli e delle barene.
Le valli sono specchi lagunari circondati da argini che consentono al loro interno l'allevamento del pesce. Le barene, invece, costituiscono la parte normalmente emersa all'interno della laguna e sono ricoperte da una caratteristica vegetazione alofila, amante cioè di terreni salati. E in questo caso va annoverato certamente il limonium o statice, dai fiori minuscoli e violetti, una delle specie vegetali più caratteristiche di questo prezioso ambiente. Tra le bocche di porto e il margine interno della laguna si realizza un particolare gradiente di salinità che varia in funzione della marea e della vicinanza ai numerosi fiumi di risorgiva sfocianti in laguna. Tra questi ultimi il maggiore è certamente lo Stella, la cui foce forma un'ampia zona di canneti e di barene che si protende verso il centro della laguna. In particolare, nella laguna di Marano esiste una successione di ambienti quasi intatti, che vanno dalle spiagge ai residui boschi planiziali situati a monte degli argini più interni. Nelle zone d'acqua bassa che circondano le barene è comune l'osservazione delle garzette a caccia di piccoli pesci o di gamberetti. Questo airone, assieme alla fine ma non simile nitticora, si riproduce in un piccolo bosco cresciuto su un'area un tempo occupata da alcuni casoni. Gli aironi, in particolare quelli appartenenti alle specie più piccole, sono tollerati dai vallicoltori, mentre al contrario i cormorani, che stanno lentamente ricolonizzando le zone umide, un tempo forse abbandonate a causa delle persecuzioni, sono tuttora visti come un flagello dai pescatori per la loro presunta voracità. Questo fatto si verifica soprattutto nelle zone dove si pratica l'acquacoltura intensiva, che proprio per la innaturale quantità di pesce provoca un'eccezionale concentrazione di uccelli ittiofagi. L'attività di acquacoltura intensiva, spesso distruttiva dell'ambiente, dovrebbe essere confinata in aree limitrofe alla laguna, in luoghi di scarso pregio ambientale, dove si potrebbero realizzare metodi di dissuasione incruenta verso i cormorani e le altre specie ittiofaghe. Durante le migrazioni primaverili e autunnali negli specchi d'acqua della laguna sono comuni specie come il mignattino e il piro piccolo, per le quali questi ambienti costituiscono le necessarie zone di sosta e alimentazione durante i lunghi spostamenti dalle zone centroeuropee di nidificazione a quelle africane di svernamento. Tra i predatori che si osservano lungo i litorali sabbiosi, comune è il falco di palude, che nidifica nei piccoli canneti all'interno delle valli da pesca, mentre più sporadica è la presenza del gheppio e della poiana. Molteplici sono le attività umane che insistono sul litorale e sulle lagune circostanti. Innanzitutto la pesca che si esercita sui fondali bassi. La forma forse più tipica di questa pratica è quella con le peschiere o seraie e con i cosiddetti cogoi, specie di nasse dove i pesci e i crostacei vanno a finire dopo aver cercato una via di fuga lungo lo sbarramento che chiude parzialmente un tratto di laguna. Queste reti vengono messe a riposo sulle barene, dove, soprattutto d'inverno, formano dei particolari e curiosi labirinti. La pesca dei piccoli go con nasse innescate è un'altra pratica tradizionale oggi in decadenza, probabilmente perché poco remunerativa, ma forse anche per la graduale scomparsa dei fondali idonei alla vita di questo pesce. C'è poi la canara,
un tipo di pesca di più recente invenzione che si rivolge invece alle varie specie di cefali. Sì, è vero. Altre specie di pesci non so becca. No. Caratteristica, anche per il notevole spiegamento di uomini e imbarcazioni, è anche la tratta dei latterini o angudele. Tutte queste attività si svolgono in un ambiente estremamente ricco di pesce, qual è quello lagunare, la cui produttività dipende essenzialmente dalle sostanze nutritive trasportate dai fiumi e dal conseguente sviluppo di vegetali sia sul fondo che in forma plantonica. Oggi però, a causa di notevoli quantità di nutrienti provenienti dall'agricoltura che si aggiungono a quelle derivanti dagli insediamenti urbani e industriali, tale crescita può essere eccessiva. Alla proliferazione delle alghe si risponde per ora con la raccolta delle medesime, mentre sarebbe più logico operare per rimuovere le cause di tali squilibri. Il parziale degrado delle lagune e la maggiore convenienza economica hanno orientato i pescatori, un tempo dediti alla pesca lagunare, verso la pesca in mare aperto, in particolare ai molluschi bivalvi. Notevoli flotte pescherecce si sono quindi formate a Marano e Grado e da più parti si levano voci allarmanti sui negativi effetti dei moderni metodi di pesca sui fondali e sulla vita del mare antistante le lagune. Negli ultimi anni poi il deposito sulle barene dei fanghi provenienti dall'escavazione dei canali per consentire la navigazione e l'accesso in laguna, particolarmente verso la zona industriale dell'Aussa Corno, ha causato la distruzione di preziosi ambienti di barena e duna compresi all'interno di casse di colmata che trasformano ampie aree lagunari in enormi e monotoni terrapieni privi di alcun valore naturalistico. Le aree così degradate rischiano di proliferare, diventando possibili teste di ponte per future urbanizzazioni turistiche. È quindi urgente una radicale modifica nel modo di operare in laguna da parte degli enti competenti, Magistrato delle Acque, Regione, Consorzio Aussa Corno. Tutto ciò avviene all'interno di un ambito di tutela ambientale che costituisce gran parte del fantomatico Parco Lagunare, previsto fin dal 1978 dal piano urbanistico regionale del Friuli Venezia Giulia, ma ancora non attuato. Accanto ad attività distruttive, molte sono però anche le iniziative positive di tutela, come l'istituzione delle oasi di protezione alla foce del fiume Stella e nella valle Cavanata, l'inserimento di entrambe nell'elenco delle zone umide di interesse internazionale, ed inoltre la reintroduzione di specie da tempo scomparse come nidificanti, è il caso dell'oca selvatica e del cigno reale, realizzata anche grazie al ripristino di zone umide scomparse con le bonifiche. Si assiste inoltre alla colonizzazione spontanea di specie avifaunistiche notevoli quali il cavaliere d'Italia, mentre grazie allo stimolo delle associazioni protezionistiche e in primo luogo del WWF si avvertono i primi sintomi di una maggiore sensibilità delle amministrazioni locali verso la conservazione del patrimonio naturale. Merita una menzione l'ordinanza del Comune di Marano, che vietando temporaneamente l'accesso ad un tratto di spiaggia, ha tutelato la nidificazione di una grande colonia di fraticelli e fratini sull'isola di Martignano. Ci troviamo dunque in un periodo di transizione che vede ancora grandi distruzioni in nome di necessità economiche spesso discutibili, attuate nelle medesime aree in cui si sviluppano iniziative di tutela e conservazione. Si veda l'esempio dei lavori di rafforzamento dell'isola di Martignano, con largo impiego di argini in pietra e di piantagioni a filare, più adatte ad una coltivazione intensiva che a un intervento di ripristino naturalistico. Deve quindi nascere e svilupparsi una nuova maniera di intervenire in laguna con tecniche morbide, maggiormente rispettose del paesaggio preesistente.
Le aspettative dei pescatori, della nascente acquacoltura e di tutti quanti in numero crescente frequentano la laguna devono al più presto venire composte all'interno del parco lagunare, in cui dovrà essere ricercata la compatibilità, senz'altro possibile, fra questo fragile ambiente e le attività umane.